Ora parliamo di un libro particolare che non si trova nelle librerie perché stampato in poche copie numerate, destinato agli amatori e agli amici dell'autore. Si tratta di un singolare volumetto le cui pagine si aprono a fisarmonica, contenente una poesia di Quasimodo, commentata da Matteo Collura. Il volumetto si avvale delle illustrazioni dell'artista agrigentino Gianni Provenzano ed è arricchito da una nota di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel. Le pietre eloquenti, il titolo del libro, che si avvale del saggio di Matteo Collura, Fiorina Edizioni. Ne parliamo con l'autore in questi giorni ad Agrigento, con Giusica Reca e Gaspare Agnello. Matteo Collura, autore pertanto delle Pietre eloquenti, una novità letteraria sotto tanti aspetti, insolita, originale soprattutto. Soprattutto originale, è un libro non in commercio nei negozi, diciamo, deputati alla vendita dei libri, quindi non si trova nelle librerie, ma lo si può ottenere collegandosi con la casa editrice Fiorina Edizioni, che ha sede a Varzi, in provincia di Pavia. È stato un capriccio per quanto riguarda me, insomma, ecco, l'editore invece ha un progetto che riguarda una serie di libri che chiama Leporelli, perché il libro, questo come gli altri delle sue edizioni, si apre a fisarmonica. Leporello, il catalogo è questo, insomma, di mozartiana memoria. E dicevo un capriccio perché è destinato ai miei amici o ai bibliofili, insomma, a coloro i quali sono appassionati proprio, amano il vero libro, insomma, ecco, questo è un libro ripiegato a mano, insomma, curato con una carta speciale, ha una tiratura limitata, insomma, ne avrà stampate 100 copie, speriamo che poi magari ne stampi altre perché ci sono delle richieste. Quando lui mi propose di fare appunto un Leporello e di inaugurare una nuova collana, ecco, io ho pensato di intitolare intanto la nuova collana Gattoparderie, che è un termine che usava lo stesso Tomasi de Lampedusa, nello stesso Gattopardo c'è questo termine, Gattoparderie, suggestivo, insomma, dentro ci può stare tutto ciò che riguarda la Sicilia e non, insomma, ecco. E l'ho intitolato Gattoparderie, il numero 1, quindi ci saranno, in questa collana ci saranno altre idee, insomma, altri argomenti, insomma, altri scritti. Questo qui tratta contiene, questo Leporello, primo numero di Gattoparderie, contiene una poesia di Salvatore Quasimodo, che adesso, considerata la presenza di Giusica Reca, ecco, la pregheremo di leggerla, la poesia Strada di Agrigentum, quindi una poesia dedicata ad Agrigento che credo lui scrisse nel 1938, poi c'è un commento mio alla poesia che è il testo vero e proprio, poi c'è una nota finale di Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel. Che ha accolto con tanto entusiasmo l'iniziativa. Sì, gli è piaciuto moltissimo anche perché ci sono le illustrazioni, è illustrato con dei quadri di Gianni Provenzano, quindi tra l'altro questo libretto è curioso perché viene stampato a Varzi in Lombardia, in provincia di Pavia, e però dentro ci sono 3 agrigentini, c'è il testo mio, i quadri di Gianni Provenzano e le fotografie fatte ai quadri di Gianni, cioè le riproduzioni fotografiche sono di Angelo Pitrone, il noto fotografo agrigentino, insomma, quindi anche questo è un modo anche di ricordarsi di Agrigento, insomma, ecco. Giusica Reca, pertanto, la invitiamo a leggere una poesia. Con piacere. Leggo proprio Strada di Agrigentum di Salvatore Quasimodo. Là dura un vento che ricordo acceso nelle criniere dei cavalli obliqui in corsa lungo le pianure. Vento che macchia e rode l'arenaria e il cuore dei telamoni lugubri riversi sopra l'erba. Anima antica, grigia di rancori, torni a quel vento, annusi il delicato muschio che riveste i giganti sospinti giù dal cielo, come sola allo spazio che ti resta, e più t'accori sodi ancora il suono che s'allontana largo verso il mare dove espero già striscia mattutino. Il marranzano, tristemente, vibra nella gola al carraio che risale il colle nitido di luna,
lento tra il murmure di ulivi saraceni. Bene, il professor Gaspare Agnello è stato recentemente autore di una recensione in riferimento alla pubblicazione de Le pietre eloquenti di Matteo Collura. Sì, il libro di Matteo Collura, il libro, questa chicca preziosa, questa strenna natalizia che si può donare. Certo, oggi noi regaliamo il panettone, regaliamo tante altre cose, però dico, regalare un libricino di questo, una fisarmonica così bella, piena di cultura, distingue colui che lo regala. Ebbene, è un piccolo volume, c'è una poesia e 2 paginette di recensione, di critica letteraria di Matteo Collura. Ebbene, io su questo libricino potrei parlare ore, perché oltre la poesia di Quasimodo, che tutti conoscono, che è bellissima, ma Matteo fa delle considerazioni veramente drammatiche. La relatività della vita, i Telamoni che erano nell'Olimpo si ribellarono a Giove e furono catapultati e scaraventati qui ad Agrigento a sostenere il tempio di Giove o magari come ornamento, e ora sono lì, dice Matteo Collura e dice Quasimodo, a terra ammantati di un po' di muschio. Quindi anche questi dei importanti che si sentivano immortali cadono giù a terra, tutto è relativo. E Matteo si rifà al Gattopardo, quando Tomasi de Lampedusa nel ballo osserva gli dei che sono scolpiti nel tetto della sala da ballo. Anche loro si sentono immortali, non cadranno mai. Invece una bomba, dice Tomasi de Lampedusa, una bomba fabbricata a Pittsburgh butta giù anche gli dei. Beh, anche gli angeli che si sono ribellati a Dio sono stati buttati via del paradiso. E questa è una riflessione terribile, una riflessione terribile che dobbiamo tutti considerare. Tutto viene a cadere nella vita, tutto è relativo. Ma non c'è solo questa considerazione nel libro, in questo gioiello. E Matteo fa tante riflessioni, parla di questa piana dove giacciono i Telamoni e dove passa il capitano Sciaralla. Il capitano Sciaralla sulla sua cavalla malandata, che è custode di un mondo caduto, il mondo dell'antica monarchia napoletana, la monarchia borbonica, e anche Sciaralla non vuole prendere atto che questa monarchia è caduta, che è passato Garibaldi, che non è vero quello che si dice di Tomasi de Lampedusa, cambiare tutto per non cambiare nulla, perché il principe quando vede Sedara che sale le scale della sua casa, dice: come non è cambiato nulla, è cambiato tutto. Quindi queste sono le considerazioni che fa Matteo Collura, e poi fa delle considerazioni di carattere attuale. Questa Agrigento così grande, grandiosa, che è testimone e custode di una grande civiltà, della civiltà da cui nasce tutta la civiltà occidentale. E beh, nell'epoca moderna l'agrigentino si è dato così a costruire come se non dovesse morire mai e a distruggere l'ambiente. Ora io vorrei dire a Matteo di parlare di questa sua amarezza. Viene da Milano Matteo, vorrebbe trovare un Agrigento diversa. Non dico l'Agrigento grande, l'Agrigento dei templi antichi, dei greci, ma vorrebbe trovare una città come tutte le altre. È la stessa considerazione che faceva lo scrittore di Favara, Antonio Russello, quando tornava da Agrigento nel suo Veneto e parlava con un suo amico scrittore, e
parlava dell'amarezza di trovare questa Agrigento decaduta. Ora vorrei che Matteo facesse questa considerazione, parlasse un po' di questa amarezza che lui prova quando viene ad Agrigento. Sicuramente Matteo Collura accoglierà il suo invito. Al momento però approfittiamo ancora della preziosa presenza di Giusy Carreca, che invitiamo a leggere un altro brano delle pietre eloquenti di Matteo Collura. Che di fatto si ricongiunge un po' alla domanda che Gaspare ha fatto a Matteo, a cui Matteo credo risponderà. Agrigento nei versi di un poeta operaio di sogni. Agrigento nelle parole di uno scrittore che trasse visionaria linfa dallo strazio della propria vita. Ho scritto altrove, non saprei come meglio qui farlo ancora. Sto guardandola dal basso, questa città, dove un tempo si innalzavano magnifici templi per stupire persino gli dei e che in questi anni di rapinoso progresso si è fatta simbolo dell'abusivismo edilizio, preda di una febbre edificatoria che non può non avere coinciso con lo smarrimento in chi vi abita della propria storia, della propria identità e coscienza. Mi capita soltanto qui, tra queste mitiche rovine, di intravedere in una sorta di allucinazione Amleto, un lampo, un repentino trompe-l'œil, e lui è lì, tra sbrecciate colonne, a ragionare nel tentativo di uscire dal labirinto che l'autore gli ha costruito intorno. Qui, e non in altri luoghi filologicamente più in armonia con l'eroe shakespeariano, mi coglie questo inquietante miraggio. La maschera di un Ruggero Ruggeri, Amleto fa capolino tra freggi e capitelli crollati, ed è come se davvero appartenesse a questo luogo, come se qui fosse nato, qui cercasse le risposte risolutive ai suoi umanissimi dubbi. Shakespeare ha preso per mano Amleto e lo ha affidato a Pirandello, lasciandolo tra queste macerie istoriate. Essere o non essere, si chiede Amleto, e a me ora sembra voglia ripeterci anche: là dura un vento che ricordo acceso. Bene, in conclusione allora, Matteo Collura. Beh, insomma, alla domanda di Gaspare Agnello ha risposto alla lettura di Giusy, c'è tutto lì, insomma. Però questa idea di vedere, di scorgere Amleto che si aggira tra le rovine della Valle dei Templi, a me sembra, ecco, ascoltandola adesso mi sembra proprio pertinente, cioè non è stata un'idea bizzarra. Il dubbio di Amleto qui forse diventa un dubbio ancora più concreto, più drammatico, insomma, tra queste macerie istoriate, dicevo, qui è passata tanta storia che poi è naufragata in questo presente immemore, ecco. Proprio Amleto credo che possa diventare un simbolo, ecco, di una condizione geografica, insomma, di una condizione geografica, anche di una situazione urbanistica, di una idea di città, di un'idea di progresso mal compreso, ecco. Proprio riascoltando questo passo letto da Giusy mi sono convinto che Amleto qui ci starebbe bene.